Amici bellini, ci siamo, è incredibile, finalmente siamo arrivati alla vigilia di questa partita importantissima, non fondamentale, non decisiva, ma molto importante, non c'è dubbio, non possiamo negarlo, e possiamo fare un pochino di ipotesi, perché poi lo sapete, no? Quando facciamo le ipotesi qua si riportano sulle altre cose. Cominciamo, vi dico una cosa, cominciamo. È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Allora, amici bellini, dovete perdonare il giorno di pausa. Ieri avevo veramente bisogno di un day off. Benvenuto Giovanni Veneziani, tra l'altro iscrivetevi al canale, io sono Valerio Fluido da New York, come vedete anche sulle altre piattaforme. I cani, non i rumori proprio, i cani che abbaiano. Ha smesso? No, è perché c'è un limite a tutto. Allora, prima di fare delle ipotesi, insomma, rimanete collegati fino... I cani, maronnami, rimanete collegati fino alla fine, perché poi dobbiamo parlare anche della giveaway. Vi devo spiegare una cosa, ma a fine video. Ci facciamo aiutare dall'amico Colpo Gobbo, famigerato Colpo Gobbo, per quanto riguarda la formazione della Juventus, e poi cercheremo di mettere a confronto la doppia lavagnetta Napoli-Juventus per vedere cosa aspettarci. Attenzione, attenzione, fate molta attenzione alle sue parole. Ciao Vale, la Juventus utilizzerà sicuramente una formazione particolare, farà un po' di turnover, non per mancare di rispetto al Napoli, ma perché le nazionali ci obbligheranno ad utilizzare una formazione dal primo minuto completamente stravolta rispetto a come siamo abituati. Parliamo degli 11 titolari probabili di Napoli-Juventus. Quindi in porta prevedo Szczęsny, coppia centrale, occhio al ritorno di Chiellini con Matthijs de Ligt. A sinistra De Sciglio, adesso potete anche stapparla, cari amici napoletani. A destra mi aspetto anche Quadrado, potrebbe essere lui, insomma, a giocare basso, ma vedremo. Centrocampo mi aspetto McKennie, Rabiot e Locatelli dal primo minuto, con, a sorpresa, potrebbe giocare Kulusevski, e davanti tandem Ken con Morata, Dybala che non partirà dal primo minuto vista la trasferta. Insomma, questa è la mia previsione. Grazie mille, ritorniamo con una Braban. Grazie mille Colpo Gobbo, che tra l'altro andrò a trovare in una delle sue trasmissioni, non so dove. Chi è iscritto al canale Telegram può seguire tutto, anche notifiche che ovviamente non vi può mandare YouTube, ve le mando io e voi potete seguirmi dappertutto, Instagram eccetera eccetera. Non so ancora dove saremo lunedì, però tenete anche d'occhio domani per il pre-partita di Napoli-Juventus, canale 21, perché dovremmo andare ancora in TV e vediamo, staremo attenti chi ha guardato questo video, staremo attentissimi a chi ha studiato, e per il post partita devo decidere se farlo, se guardare tutta la partita live. Me lo fate sapere voi nei commenti, ce la vogliamo guardare live, volete che faccio la reaction e poi andiamo nei commenti subito dopo il post partita, volete che non ci vediamo proprio, non lo so, ditemi voi, ma alla fine in qualche modo la dobbiamo commentare insieme, quindi fatemi sapere e poi deciderò. Per quanto riguarda il Napoli, noi abbiamo, oltre alle ipotesi che abbiamo, perché avrei voluto farlo ieri questo video, perché è uscita la notizia, l'ipotesi centrocampo a 2, ma l'avevamo anticipato all'altro ieri. Praticamente, perché è sempre martedì? Perché quando escono le notizie noi l'avevamo anticipate già, le intuizioni, e ci sta tutta. Però c'è una piccola novità che riguarda, mamma mia, il Bicarbonapoli all'interno della novità, una roba. La novità potrebbe essere che Zielinski potrebbe andare secondo me in panchina, potremmo avere, non dico un recupero lampo perché non credo si possa rischiare dal primo minuto, però uno Zielinski in panchina ti può dare una soluzione. Andiamo subito a vedere le lavagnette, anche perché ragazzi noi dobbiamo considerare anche una cosa, è chiaro che uno non ci pensa partita dopo partita, è normale, adesso
adesso pensiamo alla Juventus, poi penseremo all'Leicester. Però la questione dell'Leicester è importante per quelli che hanno fatto appunto le nazionali, e quindi per un problema di quarantena, i famosi 10 giorni, l'Inghilterra c'è un sistema completamente diverso di quarantena, pare che comunque Ospina non possa giocare nell'Europa League, è una cosa gravissima. Koulibaly squalificato a quanto ho letto, Rachmani dovrebbe farcela come Anghissà, perché poi Anghissà l'ultima partita l'ha fatta con la Costa d'Avorio, che non dovrebbe essere zona rossa, in Costa d'Avorio. Potremmo non avere Osimhen. Sì, però io ho sentito che quelli volevano provare a spostare o il campo neutro oppure a giocarla a Napoli, cioè fare l'andata a Napoli-Leicester e poi il ritorno, insomma tu non sai niente. Quindi questo in teoria potrebbe suggerirci un certo tipo di turnover. Non hai Osimhen, non lo fai giocare, ma noi abbiamo la panchina corta e quindi per forza quelli che devono giocare domani è una cosa obbligata. Poi Juventini, siamo più inguaiati noi, vi lamentate, pagliacci, tutto quello che volete voi. Credo che entrambe le squadre non ci arrivano bene a questa. Avremmo voluto avere noi un Mertens, un Gulam, un Demme perlomeno, ad averle così. Voi avreste voluto avere a disposizione un Dybala sicuramente più fresco. Siamo d'accordo, ma figuriamoci. Speriamo che sarà una bella partita a prescindere dagli interpreti. Andiamo alle lavagnette. Devo un attimo fare click. Eccoci qua. Allora, i consigli per gli acquisti. Nel momento in cui, lo so, così sembra un po' un casino, però la possiamo risolvere tranquillamente. Questa è la formazione della Juventus ipotizzabile e questa è la formazione del Napoli, un pochino in controluce, proprio per capire come si possono sovrapporre le situazioni. Io credo che possiamo ipotizzare questo per il Napoli, ragazzi, perché con la presenza di Elmas, che può fare un po' il trequartista e un po' la mezzala, dobbiamo solo capire Anghissà che tipo di impatto ha avuto su Spalletti, cioè se lo vede che può giocare centrale come qualcuno sta dicendo. Io non credo che ci vada Fabian a fare al posto di Lobotka. Io credo che senza Lobotka e senza Dem non si faccia il 4-3. Mi sto esponendo. Credo che si passi a 2 con Fabian e Anghissà. Se proprio si dovesse fare, allora tu con Elmas c'hai la terza mezzala e ti puoi muovere in questo modo, ovviamente. Però staremo a vedere se Anghissà ha colpito l'allenatore che lo può fare, eccetera eccetera. Elmas ovviamente può diventare la mezza punta aggiunta e quindi avere un attacco a 2 nel momento in cui ci si deve difendere, in questa situazione qua che è un classico 4-4-2. Nel momento in cui c'è Insigne, che si potrebbe anche alternare con Elmas, ne parlavamo con Fabio, versatile, Insigne più sottopunta, un po' più vicino alla porta per ispirare Osimhen. Insomma, si può fare la famosa versatilità che poi chiede Spalletti là davanti, insomma tutto il putpurri, il marasma. No, sto dicendo spesso marasma, ma intendo quello scambio anche di postazioni. Non mi verrà il termine fino alla fine. Politano al posto di Lozano, mi viene da pensare, per il Lozano che abbiamo visto che non sta in grandissima forma, magari Lozano può essere un'arma nel secondo tempo. Ma andiamo a vedere un attimo la formazione della Juventus e come poi noi potremo mettere in difficoltà, o come possono loro mettere in difficoltà noi. La velocità di Osimhen può mettere in difficoltà Chiellini e De Ligt, perché ovviamente devi metterla sulla velocità, ma io credo che loro staranno bassi. Loro avranno un Locatelli che andrà a prendersi probabilmente la mezza punta, andrà a fare il primo pressing, andrà a cercare di disturbare anche le azioni di Fabian e di Anghissà con le mezze ali e con Rabiot. Poi c'è una situazione importante sulla loro fascia destra, sulla nostra fascia sinistra, e lì come noi potremmo pensare che il loro punto debole, come loro pensano, è De Sciglio, e quindi tu vuoi attaccarlo con un Politano che gli scappa alle spalle, si va in mezzo. La stessa cosa lo possono fare loro con Kulusevski in mezzo, Koulibaly e Mario Rui, e con Quadrado che quando Kulusevski si accentra ovviamente può rappresentare un pericolo. Quadrado crossa anche da qui ed è pericoloso, e stiamo molto attenti ai famosi 15
convinti, perché se Kulusevski si inserisce qua, Koulibaly deve dare un occhio a Mario Rui perché uno non si fida, eccetera eccetera. Morata fa magari il movimento sul primo palo, ti trovi a Manolas che lo segue, sta arrivando Kean di gran carriera e a quel punto Di Lorenzo non sa chi prendersi, si avvicina a Kean, se poi Rabiot va dall'altra parte potrebbe essere una problematica. Politano a quel punto dovrà seguire Fabiani, mi raccomando, sveglia, e quindi queste sono le cose così. Idem dall'altra parte, però dobbiamo dire la verità, possiamo essere pericolosi anche noi dall'altra parte. Kean, Morata possono giocare a 2 con Kulusevski dietro le punte, ma possono anche tranquillamente giocare a 3. Abbiamo visto Kean in nazionale giocare nella zona di Insigne, e quindi credo che la formazione della Juve è bella che è fatta. Chiesa non dovrebbe recuperare, secondo me i brasiliani, insomma quelli che vengono dal Sud America, Alexandro, Danilo, eccetera eccetera, oltre al fatto che hanno il viaggio sulle spalle, come avete sentito c'è anche l'aspettare la partita di Champions, che è molto importante, quindi è probabile che magari faranno un po' di minutaggio poi nel secondo tempo. Potrebbe entrare un Dybala nel secondo tempo, un Alexandro nel secondo tempo al posto di De Sciglio. Insomma ragazzi, le insidie ci sono. Questa è una partita che sulla carta è equilibrata, perché Morata, Kean, Kulusevski il gol in canna ce l'hanno, hanno il famoso colpo in canna, no? Perché sono degli specialisti anche proprio della giocata. McKennie che c'ha gli inserimenti, Rabiot il tiro da fuori quando lo indovina può essere pericoloso, è sempre un cesso. Rabiot invece con noi può fare sempre una grande partita. Locatelli gestirà la regia di tutto, e De Sciglio sarà da attaccare, perché sappiamo che è il punto debole di questa squadra che vedo qui. Dall'altra parte noi i nostri li conosciamo benissimo. Fatemi togliere a questi, no, togliamo gli altri, mettiamo i nostri un pochino più in evidenza. Ovviamente la speranza che possa entrare uno Zielinski nel secondo tempo, la speranza che questo ragazzo qua faccia un ottimo esordio, e insomma, e poi questi due devono stare belli concentrati. Questo qui deve garantire spinta e copertura, e Mario Rui è sempre lui, ragazzi, considerando sempre che Ospina di mattina stia bene di salute, che dorma nell'aereo, il jet lag, perché io di fusi orari ne capisco. E tu Osimhen, non ti far prendere dal panico e dal nervosismo, ti provocheranno, sono dei maestri loro, no? Non ci pensare proprio, dovrà essere bravo Spalletti, i compagni a ripetere, lui non ti fa provocare, scappagli dall'altra parte, non andare proprio allo scontro, che vai meglio tu e andiamo meglio tutti quanti noi. Speriamo di rivedere in panchina magari anche un Mertens, non dico da metterlo subito, ma in panchina una figura che è leader, un po' come Ibra quando è venuto a mancare l'anno scorso. Ibra era lì in panchina, non gioco ma tu voglio vedere che fai. È importante. Ora Mertens non è Ibra, ma una figura di leadership nello spogliatoio sicuramente ce l'ha. Signori miei, ci siamo, siete fiduciosi? A voi i commenti su questa formazione. Ovviamente adesso che questo video voi cominciate a vederlo, ci saranno le conferenze stampa sicuramente di Allegri, penso anche Spalletti. Oramai abbiamo preso questa bellissima abitudine di fare le conferenze anche pre-partita. Bene, facciamole, e quindi se ci sono delle novità me le farete sapere. Io devo andare ovviamente a lavorare. Per quanto riguarda la giveaway che io vi avevo detto volevo fosse della maglietta nuova del Napoli con la collaborazione, ragazzi, io ve lo dico in confidenza, tanto siamo pochini, ovviamente ho interrotto quella collaborazione per una questione mia personale, etica, morale, non me la sento, non me la sento con l'originale che non è ancora in giro, non me la sento di pubblicizzare repliche, e quindi cercate di capirmi. Quella è una cosa che ho fatto probabilmente anche sbagliando in passato. Faremo la giveaway con prodotti del mio store prestissimo, in zona, insomma tra probabilmente settimana prossima vi dirò qual è il video da commentare per partecipare alla giveaway, e chi il vincitore faremo un doppio premio, faremo maglietta e partecipazione per un anno calcistico al gruppo Telegram riservato agli abbonati, proprio per farmi perdonare, perché non posso tenere fede alla parola data per una questione proprio vado in difficoltà. Non ho dormito per tutta la notte l'altro giorno e ho dovuto interrompere, perché sono scelte che uno fa. Poi
poi chi mi vuole capire mi capisce, chi non mi vuole capire non fa niente, va bene lo stesso. Da New York, Valerio Fluido è tutto, fate le cose belline, mi raccomando, fiduciosi, e domani vediamo che succede. Partita alle 18 per voi, per me sarà partita di martedì, Quindi dobbiamo arrivare ai 10.000. Già ci sei arrivato. No, già ci sei arrivato. Sopra la cosa così, Ci poi sei cliccate arrivato sulla già. campanella, poi vi iscrivete al canale Telegram, Sì, poi dovete praticamente fare basta, sei cringe, quante cose. tutte le cose belline. Mi fai il Io poi non caffè. mi ricordo come mi chiamo.